Boggio Udinese è celebre per la sua abbazia, dedicata a San Gallo e San Carlo Borromeo. I primi documenti ci portano nel lontano 1084-85, quando il conte Caccellino dona il manso di Moggio al patriarca di Aquileia, Federico, che era anche suo parente, con il voto e la clausola di erigere in questo suo manso una chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria. Il patriarca d'Aquileia muore di morte violenta, non riesce a erigere questa abbazia, il testimone passa a Ulderico, che nel 1119 fa erigere questa prima veste dell'abbazia. Nel 1400 troviamo gli abati commendatari e da qui proprio San Carlo Borromeo è stato abate commendatario dell'abbazia di Moggio nel 1564. Nel 1500 poi Moggio fu sconvolto da un terremoto e nel 1511, come gran parte del Friuli, poi nel 1516 si erige la chiesetta superiore dedicata a Santo Spirito e negli stessi anni anche il nuovo monastero. Oggi il chiostro è abitato dal 1987 dalle suore Clarisse Sacramentine. Con la fine del patriarcato di Aquileia perde un po' della sua importanza. Nel 1778 l'abbazia viene venduta e tutti, i beni vengono acquistati dai conti Mangilli Leoni. Pio IX comunque riconosce sempre all'abbazia questo titolo di chiesa abbaziale e il suo abate ancora oggi viene riconosciuto come abate presule di questa abbazia per un diritto a perpetuum di usare sempre il titolo di abate su questa chiesa. L'abbazia che vedete oggi è una costruzione del 1761, quindi una chiesa barocca, purtroppo molto rovinata dal terremoto del 76, ma ci sono anche alcuni arredi importanti come il grande Cristo Ligneo che troviamo nella cappella eucaristica, che pensate è un Cristo di legno che sappiamo datato 1466, il grande lampadario ligneo in ferro battuto rivestito di foglia d'oro che pensate consta in 1500 pezzi. La parte absidale è rimasta intatta al terremoto del 76, quindi presenta i suoi affreschi nella veste che avevano preso vita nel 1893 dal pennello del pittore udinese Leonardo Rigo, e lì si può ammirare anche il grandissimo organo che risulta essere uno dei più grandi del Friuli Venezia Giulia e viene dato da molti al maestro Nacchini.